Vin dice, il vin conta chi il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia. Siamo di arrivare verso Nadal, sotto Nadal, e la domanda è sempre quella. A Nadal, cosa portiamo in giro? Lo dirà il nostro elfo vinaiolo, il nostro elfo speciale Angela Maculanda in Cantina Maculà. Intanto, buongiorno Angela. Ciao Canaia, che piacere ritrovare te e i tuoi ascoltatori ancora una volta. E ora, che vin portiamo a Nadal? Oggi siamo qua per parlare dei vini da portare sulla tavola il giorno di Natale quando faremo il nostro pranzo in famiglia. Ho deciso di avvalermi della selezione fatta dall'AIS, Associazione Italiana Sommelier Veneto, che ogni anno pubblica una guida che si chiama Vinezia, dove premia i migliori vini veneti per ogni categoria. Allora, i vini sono 7 e, ahimè, questa volta li leggo perché non voglio sbagliare i nomi, e sono questi. Allora, iniziamo con un aperitivo. Ripeto, siamo in Veneto, per cui iniziamo con il Valdobbiadene Prosecco Superiore Rivedi San Michele dell'azienda Bellenda, così un bel calice di benvenuto. Proseguiamo poi con una bollicina un po' più importante, andando nei Monti Lessini Riserva 2018 di Gianni Tessari. Quando ci sediamo poi a tavola, io penso alla mia famiglia, iniziamo con un antipasto di pesce. E quindi perché non abbinarci il soave Monte Stelle 2023 dell'azienda La Cappuccina? Se poi, come da tradizione a casa nostra, si mangia anche un po' di salmone affumicato, il rosato è perfetto per l'abbinamento e quindi suggerirei il Chiaretto di Bardolino 2024 di Albino Piona. Poi si passa di solito, appunto, a casa nostra al bollito. E qui ho 2 suggerimenti. Inizierei con un vino rosso giovane, un po' più leggero, i Colli Iberici Thai Rosso 2023 dell'azienda Pegoraro. Per continuare poi, magari, se c'è un bell'arrosto o una carne rossa, con un grande rosso da invecchiamento che è l'Amarone della Valpolicella Riserva 2016 di Brigaldara. La classifica, delle premiazioni di Venezia dell'AIS Veneto conclude poi come con il nostro pranzo un bel panettone in abbinamento alla Cini Nobili 2019 di Maculan, che è il fratello maggiore del nostro torcolato, fatto quindi con uva vespaiola appassita e selezionata acino per acino, l'uva dove si sviluppa la Botrytis cinerea, che è la muffa nobile, una vera chicca. Ringraziamo Angela Maculanda e Cantine Maculà. Quindi un Natale tutto veneto, un augurio tutto veneto a te e Canaia e ai tuoi ascoltatori, e ci vediamo presto per i vini per il Capodanno. Buon Nadale! Vi facciamo tanti auguri di buon Nadale e ni altri andiamo avanti con Garangheo e il Veneto Sveo.